chiesa madre di Agrigento si illumina con i colori dell'Ucraina. Ieri momento di preghiera con i profughi, si attivano anche i banchi alimentari. Da lunedì blocco dei tir, mentre i cittadini sono esasperati dal caro carburante. La D al liceo classico di Agrigento, a Raffadali congresso provinciale dell'Ampi, gli architetti organizzano convegno sulle infrastrutture viarie. Basket, nuova vittoria per la Fortitudo in Coppa Italia, volley, calendario degli incontri di play-out, corso per dirigenti sportivi a Caltanissetta. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. La cattedrale San Gerlando di Agrigento si illumina con i colori della bandiera ucraina, momento di preghiera a cui hanno partecipato i profughi che hanno trovato ospitalità nella città dei templi. Il nostro direttore Arturo Cantella. Don Damiano, un momento importante di solidarietà oggi con la Via Crucis e alla presenza anche di diverse testimonianze dell'Ucraina, un popolo che sta soffrendo parecchio. Il popolo ucraino è sotto il gioco della guerra, che se ne dica da alcune parti che non c'è una guerra, la guerra c'è, ce l'abbiamo sotto gli occhi. Le immagini che arrivano da quelle città sono veramente impressionanti. Stasera si è voluta condividere una Via Crucis qua nella chiesa cattedrale, coinvolgendo quella piccola comunità ucraina che è nel nostro territorio, che è ad Agrigento, ma ci sentiamo in comunione di preghiera con tutto quel popolo, anche al di là delle fedi, delle appartenenze religiose, perché ovunque ci sia un uomo, una donna che soffre, lì c'è Cristo che soffre. Allora la Via Crucis, secondo quel cammino che ci è proposto in Quaresima in particolare, con la Via Crucis di Gesù, diventa la Via Crucis di ogni uomo, di ogni donna. La comunione nella preghiera supera le distanze, supera i confini e ci mette dinanzi al Signore. Nella liturgia della parola di ieri c'era un brano dal libro di Ester dove questa donna di parte della storia di Israele invocava il buon Dio, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Israele, chiedendo di mettere sulla sua bocca le parole opportune. Ecco, io direi uniamoci tutti in preghiera, chiediamo al buon Dio di mettere sulla bocca di ciascuno di noi, ma ancor di più, mi permetto, ancor di più sulla bocca dei governanti, sulla bocca dei mediatori, le parole opportune, perché la pace possa giungere, ma giungere per davvero. E questo chiederemo stasera nella preghiera, senza troppe parole, ma seguendo con qualche riflessione questo cammino della croce. Ripeto, cammino di ogni uomo e di ogni donna in ogni tempo. Don Damiano, le parrocchie si stanno mobilitando insieme alla Caritas per cercare di raccogliere quanto più possibile per l'Ucraina. La scelta della Caritas italiana e quindi delle Caritas diocesane è quella di impegnarsi essenzialmente in una raccolta fondi. La raccolta fondi permette una programmazione e un accompagnamento non tanto nell'emergenza quanto nei tempi più lunghi, che sono quelli che fanno veramente paura ai tempi più lunghi. Perché nell'emergenza ci si affolla, ed è bene che sia così, attenzione, però si rischia di fare
anche progetti per l'immediato, interventi per l'immediato. Quello che ci offre la cronaca, che a volte anche ci supera, ci sovrasta per i mezzi di comunicazione, invece è l'invito a uno sguardo lungo. Quindi l'impegno della Caritas italiana e a ricaduta delle Caritas diocesane è quello della raccolta fondi, proprio per poter accompagnare nel tempo. Adesso i beni di prima necessità, anche le medicine, ci sono, a volte alcune potrebbero neppure essere utili e ingolfare i servizi sul territorio. E quindi ci vuole quella saggia prudenza che veramente poi si concretizza nell'attenzione alla persona, non solo nell'immediato, cosa buona, ma nell'accompagnamento di domani, un domani che ancora stendiamo a vedere peraltro. Ecco, un momento importante, oggi la Chiesa ha voluto dedicare una Via Crucis anche alla situazione rifugiati, ai morti dell'Ucraina. Ecco, come state vivendo voi questo momento che siete qui in Sicilia ad Agrigento? È un momento veramente molto tragico, perché ogni giorno arrivano le notizie che è veramente terribile per noi. È grazie alla Chiesa che ci siamo riuniti e possiamo pregare tutti insieme per l'Ucraina. Veramente siamo molto grati alla Chiesa per l'aiuto che danno per gli ucraini, per il popolo ucraino, per tutti chi soffre in questo momento. Lei che contatti ha con l'Ucraina in questo momento? Ha parenti? Ecco, come vivono questo momento lì? Il momento è veramente molto drammatico, però hanno tanta fiducia che ce la faranno. Tanti vogliono restare, giustamente tante donne con i bambini scappano, però tanti, io sento, hanno tanta fiducia e vogliono restare. Solidarietà all'Ucraina, si mobilita anche il Banco Alimentare, avviata la raccolta in Sicilia. C'è il servizio. Noi come Banco Alimentare della Sicilia, essendo una rete sia nazionale che europea, siamo in contatto con la Federazione Europea dei Banchi Alimentari e quindi riusciamo a sapere da loro la situazione dei vari banchi alimentari, sia quello ucraino che quelli al confine con l'Ucraina, quindi il polacco, quello della Moldavia, la Romania, eccetera. In questo momento quindi loro hanno tutto il nostro supporto, soprattutto a diffondere i loro bisogni, che hanno manifestato come soprattutto bisogni economici, per cui stiamo diffondendo questa raccolta fondi, perché servono dei fondi per organizzare gli aiuti e garantire i trasporti dei viveri dai vari banchi fino al confine con l'Ucraina. Oltre a questo, noi ci stiamo preparando qui in Sicilia per l'accoglienza delle varie famiglie ucraine che si ritroveranno nelle nostre province, nel senso che siamo in contatto con varie associazioni e siamo pronti a organizzare dei aiuti supplementari rispetto a quelle che già ricevono, per aiutare queste famiglie che si ritroveranno qui in Sicilia senza niente, attraverso sempre i rapporti con le associazioni locali che sono già convenzionate con noi. Ecco, riguardo invece i cittadini, i privati cittadini che volessero contribuire, come mettersi in contatto con voi, come aderire a questa raccolta? Allora, possono andare sia sulla nostra pagina Facebook che su Instagram, dove ogni giorno praticamente stiamo mettendo il link per la raccolta fondi, oppure bancoalimentare.it/Catania, oppure cercano su Facebook e su Instagram Banco Alimentare Sicilia. Un'altra maniera è andare sul sito della Federazione Europea dei Banchi Alimentari, che è eurofoodbank.org. Lì trovano tutte le informazioni aggiornate sulla situazione in Ucraina e anche le modalità per donare i fondi per sostenere appunto l'attività di trasporto e organizzare gli aiuti.
L'ex avvocato di Canicattì Angela Porcello, sotto processo in abbreviato al Tribunale di Palermo, nell'ambito dell'inchiesta antimafia Xidia, ha depositato una lettera tramite cui ha ribadito la volontà di collaborare con la giustizia, dichiarandosi del tutto affrancata della sua progressa contiguità ad ambienti mafiosi. In proposito adesso interviene l'avvocato Giuseppe Scozzari, difensore della donna, che afferma: le dichiarazioni della mia assistita sono dirompenti, squarciano il muro dell'omertà e della compiacenza mafiosa. Si tratta di un atto di dissociazione e rescissione di straordinario coraggio. Nel silenzio del carcere Pagliarelli, le pesanti e forti parole di questa donna minuta l'hanno proiettata a essere un simbolo di grande rottura per quanti oggi vivono e dimorano nelle zone grigie della mafia. Spero che lo Stato si accorga dell'importanza di questo gesto e non lo lasci cadere nel vuoto. La mafia si nutre di silenzi e connivenze. La mia assistita ha rotto questo muro omertoso e compiacente che non può avere un valore e un significato. Controllo del territorio a Canicattì con ottimi risultati, ce li sintetizzi? Sì, è un controllo straordinario del territorio fortemente voluto dal signor Questore Iraci. Tutto nasce dagli incresciosi fatti che hanno colpito la città di Canicattì 2 settimane fa, quando 5 giovani, 4 minorenni e un maggiorenne si accoltellano. Da qui nasce un vero e proprio controllo straordinario del territorio. Abbiamo rastrellato tutti i luoghi della movida, abbiamo controllato tutti i bar e i pub che insistono in quella zona. Sostanzialmente stiamo dando una risposta alla cittadinanza per far capire che non tutta la movida si comporta in quel modo. Ebbene, infatti durante i controlli non è successo nulla di particolare, tranne il fatto che noi sapevamo benissimo che a Canicattì si nascondeva un giovane che era titolare di una ordinanza di custodia cautelare a seguito di una condanna definitiva dalle autorità tedesche. Si tratta di un giovane della classe 1991. Questo ragazzo, come vi dicevo, aveva a suo carico una ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere per 15 anni. Quindi siamo riusciti a rintracciarlo e lo abbiamo condotto alla Casa Circondariale di Agrigento e abbiamo notiziato immediatamente alla Corte di Appello di Palermo, che è deputata per questi mandati e arresti europei. E non solo, durante l'arco della serata abbiamo controllato anche, abbiamo trovato 4 giovani, in questo caso sono maggiorenni, che detenevano sostanza stupefacente per titolo personale. A coloro gli abbiamo notificato un ordine di allontanamento per 48 ore dai luoghi dove li abbiamo trovati, non solo una sanzione amministrativa che concede appunto a noi operatori, ma anche a loro stessi, di far capire alla cittadinanza che ormai la normativa è pungente, è presente, e quindi noi l'applicheremo, continueremo con i controlli e cercheremo di dare una risposta sempre pronta e disponibile nei confronti di tutti i cittadini di Canicattì. C'è anche la collaborazione con l'amministrazione comunale. Sì, la ringrazio per la domanda, sì, perché l'ordine di allontanamento che abbiamo potuto attuare è stato attuato solo grazie al regolamento di polizia urbana attuato dal sindaco di Canicattì. Se non fosse vigente questo regolamento, noi non avremmo potuto utilizzare questo prezioso strumento di prevenzione. Questo evento delittuoso di 2 settimane fa ha destato un po' di clamore in città. Numerose sono state le segnalazioni al commissariato e le richieste di aiuto dei genitori, che ovviamente nell'anonimato noi facciamo il possibile per aiutarli. Quindi la Polizia di Stato non si può tirare indietro. Il signor Questore è più che chiaro: l'ordine e la sicurezza pubblica è un principio fondamentale per garantire la pace sociale. Caro carburante, lunedì blocco nazionale dei TIR ed il prezzo del diesel supera quello della benzina. Vediamo. Abbiamo oggi diesel 2,21 e benzina 2,19, servito più 15 centesimi. Sciopero dei camionisti lunedì 14 marzo contro il caro gasolio. Ad annunciarlo è Trasporto Unito, l'associazione italiana degli autotrasportatori professionisti. Sul sito del sodalizio si legge: le aziende di autotrasporto sospenderanno a livello nazionale i loro servizi per causa di forza maggiore. L'associazione spiega che non si tratta di uno sciopero né di una rivendicazione specifica, bensì di un'iniziativa finalizzata a coordinare le manifestazioni sullo stato di
estrema necessità del settore. L'annuncio dello sciopero ha portato tanti siciliani a fare il pieno di carburante generando lunghe code ai distributori. In molti hanno anche provveduto a fare scorte di generi alimentari. Diciamo che si sta lavorando perché c'è questo sciopero. Salve signora, quanto? Però con questi prezzi le persone fanno 50 euro per meno di 25 litri e c'è un prezzo più di 2 euro e proprio non si può lavorare. Cosa dicono le persone appena vedono il prezzo? Intanto hanno iniziato a domandare c'è sciopero, non c'è sciopero, perché c'è sciopero. Lo sciopero lo stanno facendo intanto gli autotrasportatori, perché giustamente noi nel piccolo le persone che vanno al lavoro hanno un consumo 100 euro in più al mese, ma i trasportatori si parla di 1000-1500 euro in più ogni viaggio, e quindi giustamente è un casino e le persone si lamentano, ma più di lamentarsi. Ci dica una cosa, ma come, siamo molto curiosi, come si stabilisce un prezzo al giorno? Chi ve lo comunica? Allora, noi praticamente compriamo e vendiamo, quindi la nostra percentuale è sempre quella. Quando andiamo a comprare con l'aumento automaticamente abbiamo l'aumento alla colonia. Giustamente dicono, ma perché aumenta tutti i giorni se il carico viene tipo 2 o 3 giorni prima? Perché noi magari avendo una giacenza con questi aumenti diciamo enormi che ci sono stati negli ultimi giorni facciamo una media, e invece di aumentare 20-30 centesimi tutti in una volta, che magari le persone pensano sta succedendo un casino, andiamo ad aumentare quei 4-5 centesimi al giorno. Spero che con questo sciopero che gli autotrasportatori stanno facendo lo portino diciamo a compimento e che ci sia veramente un abbassamento dei prezzi. Già, arrivederci, buona giornata. Già guardando il trend del Brent si vede che sta diminuendo, però la cosa fondamentale da diminuire secondo noi sono le accise, che ancora paghiamo accise di guerre di 60 anni fa. Secondo me è questo la cosa diciamo fondamentale, puntare sulla riduzione delle accise. C'è stata qualche persona che è arrivato vedendo il prezzo ha deciso di non fare benzina? Onestamente no, perché c'è chi lavora e quindi se non fanno benzina non possono andare a lavoro. E secondo me lo Stato punta proprio su questo, che ci ha messo in ginocchio, perché la gente oggi come oggi se non ha il carburante non può andare a lavorare. L'incremento dei costi energetici rende ingestibili anche i bilanci di previsione comunali. Vediamo. Sindaco, un ordine del giorno è stato proposto come associazione Ali per i comuni proprio relativamente a questa emergenza del caro bollette. Cos'è che si può fare? Ma si potrebbe fare tanto e si deve fare tanto. I comuni rischiano il default. Come associazione Ali Autonomie Locali, associazione da sempre impegnata per il riscatto democratico dei comuni, abbiamo posto il tema con grande forza. Lo abbiamo posto prima come ANCI, ora come Ali, perché il caro bollette è diventato un tema importantissimo. Siamo in fase di redazione di bilanci di previsione e i costi dell'energia elettrica sono schizzati alle stelle. I comuni non sono nelle condizioni di poter portare avanti queste spese insostenibili, intollerabili, e allora abbiamo presentato un ordine del giorno che stiamo votando in tutti i consigli comunali per chiedere al governo che possa intervenire con forza per dare dei ristori agli enti locali, che possano essere dei ristori che possano in un certo senso intervenire sulle spese di sostentamento per gli enti locali stessi. So che tutti i comuni, anche il vostro a Santo Stefano, si stanno mobilitando in favore all'accoglimento dei rifugiati, dei profughi dell'Ucraina, un momento sicuramente molto difficile per tutti. Assolutamente, già siamo partiti con una grande prova di grande generosità e di solidarietà. Le associazioni locali, l'associazione Via delle Rondine con la raccolta degli indumenti e il materiale che si è raccolto in questi giorni. Da un punto di vista istituzionale, tramite la Prefettura e il Ministero ci siamo attivati. In questi giorni stiamo raccogliendo i medicinali che necessitano per i bambini e per i profughi, stiamo raccogliendo anche la disponibilità degli alloggi, degli appartamenti sfitti. Ho dato senza se e senza ma la disponibilità alla Prefettura per accogliere i tanti ucraini che scappano da questa drammatica guerra. Consiglio Comunale di Porto Empedocle ha approvato il bilancio dell'anno 2016. Prossimo step il parere dei revisori dei conti per poter discutere nella prossima seduta i bilanci 2017 e 2019. L'intervista del nostro direttore Arturo Cantella al Presidente del Consiglio Comunale Salvo Iacono. Salvo Iacono, Presidente del Consiglio Comunale a Porto Empedocle, un'azione incisiva, grazie a lei si sta andando avanti nella approvazione dei bilanci degli ultimi 5 anni. Ecco l'iter, qual è la situazione? Ci aggiorni.
Veramente grazie a me, ma grazie anche alla presenza dei consiglieri comunali che devo dire che stanno mostrando la massima maturità nel portare avanti il rientro al dissesto finanziario. Dopo 6 anni, circa quasi 7, dalla proclamazione del dissesto finanziario nel 2016, ci ritroviamo ad approvare ora tutto il rientro nella normalità. Cosa significa? Significa che noi approviamo il rendiconto dal 2016, tutti i rendiconti dal 2016 al 2019 e i programmi e i piani triennali dei lavori pubblici, per i lavori pubblici vanno collegati ai bilanci per gli stessi anni e i bilanci per tutti gli anni. Stiamo programmando e accelerando tutte le operazioni di consiglio e abbiamo già programmato le date che praticamente dovrebbe coincidere con ogni lunedì di ogni settimana per programmare in 5 sedute l'approvazione di tutti i bilanci. 2 giorni fa abbiamo fatto il consiglio comunale, abbiamo approvato il rendiconto 2016 e il bilancio 2017. È chiaro che il giorno 21 andremo con il rendiconto 2018 e con il bilancio triennale 19-21, ma è chiaro che occorre che le carte arrivino, quindi necessita per arrivare in consiglio il 21, che noi comunque voteremo, per rispettare i tempi, in maniera tale da accelerare anche i revisori dei conti, che sono quelli che devono manifestare i pareri per la legittimità degli atti correlati all'approvazione del Ministero per quanto riguarda il dissesto finanziario. Stiamo lavorando allargamente, anche l'amministrazione e io nel Consiglio abbiamo invitato l'amministrazione a seguire giornalmente tutte le operazioni legate a portare i bilanci e le delibere in Consiglio. Quindi il prossimo Consiglio sarà il 21 e passeremo alla fase successiva, quindi sono collegati un rendiconto di un anno e il triennale successivo. Quindi abbiamo fatto 16, 17, 19 di bilancio e 16 rendiconto. Ora arriverà il rendiconto 17, il bilancio 19, eccetera, così via sino a chiudere con il rendiconto 19 e il bilancio 2022. Poi andremo a allacciarci col bilancio 22. Io con il lunedì sto cercando di programmare a arrivare prima di Pasqua a questa grande possibilità. Ringrazio sempre i consiglieri, la loro presenza. Eravamo pochi l'altro giorno, ma ci sono stati dei casi di Covid e quindi non va colpevolizzato nessun consigliere comunale. Io sono organo di controllo e legittimità, ma tutela dei consiglieri, qualunque colore politico abbiano. Presidente, le faccio un'altra domanda. Si continua a parlare di rigassificatore, l'input da parte del governo centrale in questo grave momento di crisi. Come sarà la vostra posizione e la sua anche dalla parte politica? Allora, guardi, dalla parte politica e culturale personale io sono sempre stato contrario a un'attività del genere. Oggi le condizioni mondiali che non le potrà determinare né il Consiglio Comunale, né il Sindaco Portale, né il Presidente della Regione, né il Presidente della Repubblica. C'è una guerra in atto. Ora, ieri sera ho visto un programma dove praticamente spiegavano che per produrre il rigassificatore oggi, per dare energia, ci vogliono 4 anni. Per fare una centrale nucleare, il primo kilowatt ci vogliono 14 anni. A questo punto, se il nucleare l'abbiamo ai confini dell'Italia, anche il nucleare va reinvestito per il futuro dei nostri figli, perché a benzina è giunta a 2,60 € e la luce, le bollette alla luce non si sa più come si potranno pagare, gli impiegati sono diventati nuovi poveri, gli ultra poveri e il resto, quindi occorre che lo Stato si metta in testa che vari investimenti vanno visti, ma quando praticamente un rigassificatore ti distruggerà la fauna e abbassa di 10 gradi la temperatura dell'acqua, e perché non si è fatto prima? Perché non c'era un interesse internazionale a farlo, perché poi mancano le condotte e oggi c'è fare un rigassificatore per riportare poi con le navi lo stesso gas. Quindi è proiettato sino a quando finirà la guerra, a questo punto si può nucleare, un impianto nucleare e cambiamo felici. Io ho votato contro il nucleare, sono stato il primo voto che ho dato nella mia vita 40 anni fa per il referendum. E purtroppo allora c'era questa mentalità, c'era questo. Oggi ci ritroviamo una colpa per aver votato contro il nucleare.
Inizieranno a giorni i lavori di messa in sicurezza degli immobili pericolanti del centro storico di Agrigento. Si tratta di una decina di edifici che rischiano di crollare. Negli scorsi giorni sono stati aggiudicati 875.000 euro da una ditta che seguirà i lavori per conto del Comune. I vertici della Protezione Civile, guidata da Attilio Sciara, hanno effettuato un sopralluogo per mettere a punto il piano di intervento e risolvere le principali criticità. Si inizierà da Via Argento, a pochi passi dalla salita Madonna degli Angeli. 17° congresso provinciale dell'ANPI, Associazione Nazionale Partigiani Italiani, dal titolo Va dove ti porta la Costituzione. L'incontro, che si è svolto a Raffadali, ha dedicato anche una particolare attenzione alla recente invasione russa in Ucraina. Arturo Cantella. Presidente, oggi convegno provinciale dell'ANPI, un momento importante dove si traccia il bilancio di un'attività nonostante il Covid, ma anche in prospettiva il rilancio di quello che si farà prossimamente. Sì, oggi c'è il congresso, un congresso che si svolgerà dopo 6 anni perché la pandemia ci ha frenato, diciamo, e quindi abbiamo dovuto rinviarlo. È un momento importante perché il congresso si svolge in piena guerra, diciamo, e quindi diventa questo un argomento da cui non si può uscire. Noi proporremo che ci sia il cessate il fuoco e che si vada avanti una battaglia per la costruzione di un grande movimento per la pace, che possa unire anche altri movimenti, in particolare quello per la difesa dell'ambiente, perché pace e difesa dell'ambiente vanno di pari passo. Naturalmente affronteremo le linee politiche che riguardano lo sviluppo dell'ANPI in questa situazione. In un momento in cui si dimentica facilmente tutto, noi proponiamo che il ricordo e la memoria diventino, diciamo, un elemento fondamentale per non ricadere negli errori del passato. E pensiamo che l'ANPI possa diventare il punto di riferimento di tutta una vasta area democratica, perché le divisioni che esistevano un tempo non esistono più. Una volta tra Moro, Tinanselmi, Togliatti e Bulov, il capo partigiano, vi erano delle barriere inseparabili di carattere ideologico. Oggi queste barriere non esistono più. Tinanselmi è nostra, la consideriamo nostra, come credo consideriamo nostro come parte della democrazia italiana Aldo Moro e il suo sacrificio. Quindi questo aspetto di un allargamento di vedute che vada oltre il settarismo. L'altro aspetto riguarda il modello organizzativo. Pensiamo che ci voglia un occhio più attento del nazionale dell'ANPI sul Mezzogiorno, che ha bisogno di essere aiutato a darsi una sua organizzazione. Noi proporremo una conferenza sul Mezzogiorno e naturalmente dobbiamo fare i conti in casa nostra su quella che è l'organizzazione nostra, diciamo, che va adeguata allo sviluppo della nuova situazione, in modo che si possa arrivare a un consolidamento e a uno sviluppo ordinato dell'associazione. In sintesi, questi sono i temi che tratteremo. Oggi qui a Raffadali a celebrare questo convegno, nonostante le pandemie, insomma l'attività si riprende. Ecco, quali le linee guida anche dettate dal direttivo nazionale? La linea dell'ANPI, il 17° congresso dell'ANPI, incentra la sua attività, il suo dibattito su temi che sono di attualità seppure provengono da lontano. La memoria è il veicolo di queste esigenze di attualizzazione di un messaggio che è antico ma poi non lo è così tanto guardandoci intorno. Le diseguaglianze si accentuano, la lesione dei diritti è evidente che è uno dei problemi della società attuale, la negazione degli stessi, le differenze di genere, la non applicazione del dettato costituzionale che prevede il rispetto dei grandi valori che sono delle persone, e per questo noi abbiamo messo al centro del congresso una proposta di grande alleanza tra diversi, così come era il CLN, dove tutti erano impegnati per la persona, la socialità, il lavoro, guardando quello che accade ai giorni nostri. Ed è per questo che i valori costituzionali diventano attuali,
vuoi perché la Costituzione non è pienamente e totalmente attuata, vuoi perché tutto quello che succede in Italia, in Europa, nel mondo, sanciscono che il grande messaggio di uguaglianza, di democrazia, di libertà e ahimè di pace ancora non è pienamente attuato. I fatti di questi giorni lo dimostrano. È dimostrato dal fatto che ancora il protagonismo dei partigiani e di quello che hanno fatto per garantire questo sistema di valori è attuale. Ecco perché il congresso dell'ANPI, il 17° congresso è attuale, ecco perché chiamiamo a raccolta tutti i democratici del nostro Paese perché i valori costituzionali siano protagonisti e il rispetto della persona umana torni ad essere al centro del dibattito politico, culturale e sociale del Paese. Patrizia Pagano, da tempo in servizio alla Questura di Agrigento, è stata promossa primo dirigente della Polizia di Stato. Vincitrice di concorso, assunto servizio come commissario capo il 19 gennaio 2002 dopo la frequenza di un apposito corso di formazione, è stata assegnata nell'ottobre 2002 alla Questura di Milano, distinguendosi per numerosi servizi di ordine pubblico. Nell'ottobre 2005 è stata trasferita alla Questura di Agrigento come dirigente dell'ufficio postale. Nel 2013, promossa vicequestore aggiunto, è stata assegnata alla dirigenza della Digos fino al 2020, anno in cui ha assunto l'incarico di capo di gabinetto. Riconoscendo le qualità professionali della vicequestore Pagano, il Consiglio di amministrazione nella seduta del 14 marzo scorso l'ha promossa alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato. Incontro questa mattina tra il capo della direzione investigativa antimafia di Agrigento, Roberto Cilone, e gli studenti del liceo classico Empedocle della Città dei Templi, focus sui beni confiscati alla mafia. Vediamo. Oggi al liceo classico un incontro tra gli studenti e il capo della DIA, un settore sicuramente molto particolare che sta interessando molto i ragazzi. Sì, infatti questa giornata di oggi intanto ha una sua ovviamente pregnanza a livello di educazione alla legalità, perché il vicequestore Roberto Cilona sta facendo un'interessantissima relazione su un tema chiave che è questo, cioè se i beni che vengono confiscati alla mafia debbano essere di gestione esclusiva dello Stato. Ma voglio dire di più, la tematica di oggi si presta ad un'interessante iniziativa di cui il liceo classico e musicale Empedocle da 2 anni a questa parte si sta occupando, e sono le Olimpiadi nazionali di debate. Questa tematica di oggi sarà la mozione a cui i nostri studenti parteciperanno nelle semifinali, alle quali come unico liceo agrigentino si sono appunto classificati, per cui la relazione del dottore Cilona serve proprio per preparare sul campo a questa sfida che vede proprio i licei e gli istituti che hanno voluto aderire a livello nazionale, e questa interessantissima nuova metodologia didattica che il liceo sta sperimentando da circa 2 anni, proprio che verte sulla disputa. Come sappiamo le dispute hanno le loro origini chiaramente nell'arte retorica, poi le dispute medievali, ma l'applicazione al curricolo di questa nuova metodologia significa far comprendere agli studenti che si può dibattere, discutere, ecco la spiegazione del termine in inglese, rispettando però sempre il punto di vista dell'altro, rispettando le opinioni e le tematiche altrui, per poi essere giudicati da una giuria in base alla coerenza dell'argomentazione, ai contenuti che vengono appunto esposti e anche, perché no, alle conclusioni che vengono tratte. Tutto questo perché il liceo vuole essere sempre sul campo non solo per quanto riguarda la forma, ma soprattutto la sostanza e quindi i contenuti che propone ai propri studenti. Questi percorsi prevederanno altre tappe verso queste Olimpiadi? Sì, assolutamente. Intanto avremo noi la nostra finale d'istituto delle dispute Empedocle che si terrà in una cornice d'eccezione, cioè l'aula consiliare Luigi Giglia, messa generosamente a disposizione dalla ex provincia regionale di Agrigento, oggi libero consorzio dei comuni. Queste finali, diciamo, scolastiche si terranno giorno 17 per poi accedere, appunto come dicevo, alle semifinali nazionali giorno 18 ed eventualmente ce lo auguriamo alla finale giorno 19. Un incontro oggi qui con i ragazzi del liceo classico vuol dire la DIA vicina anche alle esigenze degli studenti? Ma le esigenze degli studenti sono le esigenze delle generazioni future, quindi sono il futuro della nostra società. C'è una grande richiesta di pacificazione anche sociale
dal generale al particolare, e si crede molto, la direzione investigativa antimafia ha scommesso molto negli incontri con gli studenti, perché l'antimafia la si fa anche e soprattutto attraverso il veicolare questo nostro messaggio con chi prenderà idealmente il testimone e cercherà veramente di cambiare le società e distruggere il fenomeno mafioso. I beni confiscati alla mafia, un progetto di grande interesse. Da sempre è di grande interesse dal punto di vista investigativo. Le indagini che pone in essere la direzione investigativa antimafia sono la massima espressione delle investigazioni patrimoniali. Il sequestro e la confisca antimafia rappresentano ancora oggi uno degli strumenti principali delle lotte alla mafia. Ci auguriamo tutti che questi incontri sortiscano appunto questo effetto, una sensibilizzazione maggiore, soprattutto per le nuove generazioni, di quelle che sono le insidie delle organizzazioni mafiose su un territorio. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Giovedì prossimo l'Ordine degli Architetti di Agrigento riunito a convegno con gli esperti per parlare del ponte sullo Stretto di Messina e di altre infrastrutture strategiche. Arturo Cantella. L'intero sistema infrastrutturale siciliano con in testa il ponte sullo Stretto. Sì, si parla tanto oggi di PNRR, ma di fatto questo potenziale strumento di sviluppo è per noi una forte delusione, perché prevede nulla o quasi nulla in materia di infrastrutture importanti per il nostro territorio. Quindi, in linea con un percorso già tracciato il 30 ottobre con il convegno organizzato insieme alla rete delle professioni tecniche sul tema delle infrastrutture e con il patrocinio degli ordini professionali, delle forze sociali e delle categorie produttive provinciali, abbiamo voluto promuovere un secondo evento proprio per ribadire la necessità e l'urgenza di un nuovo piano di investimenti speciali per infrastrutture a servizio del nostro territorio agrigentino, come l'aeroporto centro-meridionale, come l'alta velocità su linea ferrata e su strada gommata e il potenziamento dei nostri porti. Durante il convegno, la novità è questa, ribadiremo soprattutto l'importanza del Ponte di Messina quale opera strategica per riportare nuovi investimenti sull'intero sistema infrastrutturale siciliano e per completare anche quel corridoio Berlino-Palermo che rilancerebbe in modo sostanziale la nostra terra quale porta d'Europa sul Mediterraneo, non solo dal punto di vista politico ma anche dal punto di vista economico, turistico e commerciale. Sappiamo bene che non ci saranno grandi risorse sulla Sicilia se non si supera la lentezza del collegamento tra la nostra terra e il continente su strada gommata e su strada ferrata, dovuta proprio alle manovre per attraversare lo Stretto di Messina. Sul ponte, peraltro, abbiamo rilevato che i governi che si sono succeduti negli ultimi 40 anni hanno sperperato circa 1 miliardo di euro sperperati per la progettazione, una progettazione che non è mai decollata. E noi crediamo che questo sia un grande scandalo. Siamo stanchi di sentire parole, siamo stanchi di sentire promesse che cadono nel vuoto e quindi oggi tutti noi, unitamente agli ordini professionali dell'area tecnica, unitamente alle forze sociali, alle categorie produttive, chiediamo con forza risposte concrete alla politica per lo Stretto di Messina, per l'aeroporto centro-meridionale, per l'alta velocità su linea ferrata e su strada gommata e per il potenziamento dei nostri porti. E guardate che non stiamo chiedendo la luna, perché stiamo chiedendo quello che altrove in altre parti d'Italia è più che normale. I cittadini, i residenti in Sicilia
e soprattutto i residenti in provincia di Agrigento non sono cittadini di serie B, ma sono cittadini che hanno tutto il diritto di fruire e di rivendicare un sistema infrastrutturale efficiente in linea con il terzo millennio. Sarà da oggi possibile acquistare i biglietti per il Teatro Pirandello di Agrigento anche online grazie al nuovo sito internet. Vediamo. Possiamo parlare di una svolta epocale per il Teatro Pirandello, che è sempre più a portata di click, si adegua ai tempi, a prova di smartphone, e da adesso in poi con il nuovo sito sarà possibile prenotare i biglietti online. Una scelta voluta dall'amministrazione della Fondazione Teatro Pirandello, a partire dal presidente Alessandro Patti e dal direttore amministrativo Salvo Prestia. Presidente, veramente un passaggio importante che avete voluto e che adesso consente di poter scegliere posti, prendere i biglietti per tutti gli spettacoli del Teatro Pirandello direttamente online con lo smartphone o col computer da casa. Sì, un passaggio importante, finalmente la Fondazione Pirandello sta al passo coi tempi. Sin dal nostro insediamento, che risale al novembre 2021, ci rendemmo conto di questa mancanza, ma avevamo dei rapporti di collaborazione, delle prestazioni di servizi in scadenza, abbiamo dovuto attendere quindi i primi di gennaio per metterci materialmente al lavoro, è quello che abbiamo fatto. Poi ci sono stati i tempi tecnici, i passaggi burocratici, comunicazioni, autorizzazioni, eccetera eccetera. Finalmente oggi la Fondazione Pirandello è nelle condizioni di offrire un servizio importante al proprio pubblico e alla propria utenza. Speriamo che questo trovi il gradimento da parte del nostro pubblico, che adesso potrà comodamente da casa col proprio PC o anche semplicemente col telefonino scegliere lo spettacolo a quale assistere, scegliere il posto in sala. Ovviamente il nostro sito ha una finalità principalmente divulgativa, quindi non c'è solo questo, continueranno ad esserci contenuti, anche se questo è tutto in divenire, perché intanto avevamo l'urgenza, sentivamo il bisogno di offrire questo servizio importante alla nostra utenza, e nel nostro piccolo stiamo segnando un momento importante per la vita della Fondazione Pirandello. Ecco, un work in progress, come diceva il Presidente. Direttore, tutto questo rientra nell'ambito anche di un restyling del sito, che appunto avrà dei contenuti dal punto di vista informativo, quindi punterà, ecco, a divulgare le comunicazioni del Teatro Pirandello, e poi allo stesso tempo si potrà scegliere la possibilità di acquistare un biglietto online, selezionare il posto e pagarlo. Esatto, la biglietteria online è il fiore all'occhiello di questo passaggio di cui spiegava prima il Presidente, ma è importante sottolineare che è il frutto di un lavoro importante che vede la pubblicazione del nuovo sito della Fondazione Pirandello, una nuova veste grafica, nuovi contenuti e soprattutto che si comporterà in maniera interattiva verso il pubblico, quindi c'è la maniera di interagire direttamente con la Fondazione sia tramite telefono che tramite PC, e quindi essere al passo coi tempi. Abbiamo diciamo colmato quel gap che purtroppo ancora ci portavamo appresso. Per ritornare al discorso della biglietteria, è importante sottolineare che quindi si può prenotare il proprio posto da casa o comodamente come si vuole col PC. Il sistema rilascerà un QR code che, ahimè, abbiamo imparato tutti a utilizzare, e quindi si può venire direttamente col telefonino con un foglio stampato ad ammirare i nostri spettacoli. Con l'occasione, grazie a Domenico e grazie al Presidente, vorrei invitarvi ancora una volta sabato e domenica. Ci sarà un nuovo appuntamento del cartellone con la classe di Claudio Casadio, quindi speriamo di avervi i nostri ospiti sempre più numerosi. È stato veramente bello, emozionante rivedere il teatro pieno
in questi primi spettacoli in cartellone. Questa era la sfida per antonomasia su cui abbiamo puntato, anche rischiando, perché come ho detto altre volte c'era stata offerta sul piatto d'argento purtroppo la possibilità di rinunziare anche per quest'anno alla stagione teatrale, ma invece capivamo che intanto la situazione epidemiologica fosse comunque in miglioramento, e soprattutto avvertivamo e registravamo da più parti che c'era gran voglia di tornare a vivere, e il teatro è un modo per tornare a vivere e non abbiamo potuto farci sfuggire questa occasione. Siamo alla pagina sportiva, partiamo dal calcio, eccellenza, mancano le ultime gare, oggi l'anticipo dell'Acragas. Carmelo Lentini. L'Acragas anticipa questo sabato la gara di campionato con il CUS Palermo. Si giocherà sul rettangolo di gioco in erba sintetica dell'impianto sportivo universitario di via Altofonte, con fischio d'inizio alle ore 15. Si tratta di una sorta di testa-coda con in palio punti importanti, specie per gli ospiti acragantini che intendono proseguire la scia di risultati positivi prima del rush finale che li vedrà opposti, lo vogliamo ricordare, domenica prossima in casa con il Don Carlo Misilmere, poi fuori con il Canicattì, quindi Mazzarese all'Esseneto, Parmonval allo Monaco e Pro Favara al Brucolere, quindi 2 gare consecutive fuori casa, e infine si concluderà tra le mura amiche con l'Enna. Praticamente si tratta delle ultime 7 gare per completare il campionato di eccellenza Girone A, sempre più saldamente in mano al Canicattì. La compagine dei Templi, gasata dal 7° risultato utile consecutivo, sembra avere trovato la giusta quadratura per mantenere la seconda posizione conquistata domenica scorsa e che permetterebbe di disputare in casa il primo spareggio play-off. Ricordiamo che questa gara verrà diretta da Matteo Giudice di Frosinone con assistenti Francesco Conti di Enna e Gabriele Maria Lompardo di Caltanissetta. Per quanto riguarda le altre gare in programma, c'è un riposo forzato per il capolista Canicattì che dovrà rinviare a data da destinarsi l'incontro previsto casalingo con la Mazzarese, la quale presenta diversi calciatori positivi. Anche la prevista gara Monreale-Nissa è stata rinviata a data da destinarsi per gli stessi identici motivi che affliggono la compagine bianco-scudata. Per quanto riguarda le altre agrigentine, il Casteltermine ritorna in casa per affrontare il derby con lo Sciacca. Si tratta di un treno importante per i ragazzi di Pino La Bianca, che si trova in una zona di classifica molto precaria. Per quanto riguarda il Pro Favara, non dovrebbe avere grandi difficoltà a superare il Marsala. Per le altre gare, occhi puntati sul match Don Carlo Misilmeri Parmonval, che dovrà verificare lo stato di salute dei padroni di casa, che ricordiamo provengono da 2 sconfitte consecutive. Ma c'è anche da seguire Mazzara Oratorio Marineo in lotta per la zona playoff. Per quanto riguarda invece i convocati per questa gara del pomeriggio di fuoricasa con il CUS Palermo, l'Acragas ha portato i portieri Di Carlo e Aruscia, i difensori Ferrigno, Di Giorgio, Baio, Tarantino, Lama, Cipolla e Ioboa, poi i centrocampisti Bellanga, Strano, Maiorano, Lavardera, Finessi, Francesco Taormino e Marra. Per quanto riguarda gli attaccanti, Lucas Corner, Leonardi, Prestia, Pavisic e Giovanni Taormina. E per questa partita rimangono indisponibili i giocatori Piuca e Tunez. Ancora calcio, ma scendiamo di categoria, Serie D e minori. Carmelo Lentini. Poche giornate ci separano dalla fine dei vari campionati di calcio dilettantistici e la concentrazione è massima per coloro che devono salvarsi e chiaramente per quelle squadre che stanno lottando per guadagnarsi la promozione nella categoria superiore. In Serie D è in programma Licata Sant'Agata, 2 squadre che non hanno più nulla da dire al campionato, entrambe si trovano in una posizione abbastanza tranquilla in classifica generale, ma ciò non significa che ci sarà ugualmente battaglia in campo per accaparrarsi i 3 punti in palio, da non escludere un salomonico pari che accontenterebbe entrambi.
E giornate d'erbe invece d'altri tempi alle collura di Porto Empedocle. In campo si contenteranno la vittoria il Gemini e l'Empedoclina, stiamo parlando di prima categoria. Due compagini di qualità ma con opposti obiettivi stagionali. La squadra ospite della montagna, che è pilotata da Renato Maggio, è attualmente in seconda posizione alle spalle dell'imprendibile Aspra, che ha 8 punti di vantaggio ma con una gara ancora da recuperare. Dicevamo discorso diverso per l'Empedoclina, che alterna risultati positivi a quelli negativi. La compagine marinara, quando riesce a trovare i giusti stimoli, è capace di tutto. Ecco perché allo stadio Granata il risultato non è per niente scontato. Trasferta impegnativa per l'Atletico Favara, anch'essa in piena zona per i play-off. Giocherà sul campo del tonico Don Bosco Mussomeli. Scontro diretto per la salvezza invece tra Sciara e Ravanusa. Gli agrigentini e ravanusani rischiano di essere risucchiati al penultimo posto, per cui sarà indispensabile guadagnare qualche ponticino. Nel torneo di promozione Girone A prosegue il cammino del Raffadali, che insegue un posto in piena zona play-off. La lotta si sta facendo più serrata e la battuta d'arresto in casa con la capolista resultana San Lorenzo ha consentito a diverse dirette concorrenti di superarla in classifica generale. Domenica potrebbe essere la giornata del riscatto sul campo del tranquillo San Vitolo Capo. I ragazzi di Giovanni Fassone vogliono riscattare la cocente sconfitta di 8 giorni prima e scalare alcune posizioni. Ancora una gara difficile per il Camarat di Mimmo Bellomo, che sfida in casa il Fulgatore, altra squadra in lotta per la zona playoff. Con un po' di fortuna si potrebbe tentare il colpo a sorpresa, anche perché la classifica è diventata troppo deficitaria. E concludiamo con la terza categoria, dove è arrivato il giorno del big match tra le due prime della classe, vale a dire l'attesissimo Real Licata contro il Laragona. Teatro della contesa sarà lo stadio Saporito. Attualmente la squadra di Peppe Bernardo ha un vantaggio di 5 punti sulla diretta rivale Real Licata e in caso di sconfitta il distacco potrebbe ridursi a 2, riaprendo di fatto il campionato. Entrambe le contendenti hanno lavorato parecchio in settimana e lo stadio Saporito sarà pieno di tifosi di entrambe le fazioni. Nella gara di andata si impose l'Aragona per 1-0 per un'autorete di un difensore licatese. Questa gara sarà arbitrata da Yuri Lauria della sezione di Agrigento. Per quanto riguarda le altre gare in programma, si prevede Bivona Ribera, Burgio Sciacca Soccer, Cenciana Real Canicattì, Montallegro Atena e il big match appunto Real Licata Aragona. Riposa in questo turno il Gattopardo Palma. La Fortitudo Basket Moncada di Agrigento ha giocato e ha vinto 72-60 in trasferta a Rieti in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia. Le migliori 8 squadre si sfidano in 3 giorni per la conquista del titolo e Agrigento è giunta a Rieti con alle spalle ben 18 vittorie consecutive in campionato, con un vantaggio di 6 punti sulla seconda e un match in più da giocare. Vediamo. Coach, 72-60, un match che sembrava in netto controllo fin quando poi la Fortitudo è calata drasticamente nel ritmo, tanti errori, però poi si è vinta con carattere, con grinta, con tanto cuore e tanta volontà. Quanto conta l'esperienza, quanto è stato difficile vincere contro Rieti stasera? È stato difficile come ci aspettavamo che fosse difficile, non di più. Sapevamo che avevamo fatto un primo periodo di spessore, poi Rieti ha alzato la pressione, che è quello che sapevamo poteva fare perché ha corpi per poterlo fare. Siamo andati un po' in difficoltà a cavallo dei periodi, ma credo che fosse una chiave della partita la difesa di Rieti. Sapevamo che questo poteva essere. Abbiamo avuto il merito, credo, di tenere nel momento in cui il nostro attacco funzionava meno, perché alla fine abbiamo tenuto in difesa Rieti, a una squadra come Rieti a 60 punti. Mi confortano i dati
dei punti che loro hanno trovato in area, che sono stati 18 contro i 26 nostri, ma più che altro mi conforta il fatto che abbiamo controllato i rimbalzi. Io credo che sia stata una chiave, perché Rieti è una squadra che ne prendeva una quarantina di media partita con 10 offensivi, ne hanno presi 26 con 5 offensivi. Credo che siamo riusciti a fare quello che serviva quando serviva, perché nei momenti chiave la nostra difesa ha retto, abbiamo colpevolmente lasciato qualche tiro da 3 punti aperto a cavallo tra la terza e la quarta frazione, ma ovviamente non potevamo arrivare da tutte le parti. Credo che meritatamente abbiamo portato a casa una partita dove ci sono tante statistiche che ci piacciono per quello che è il nostro percorso. Cito i 17 punti in contropiede, cito i 22 punti che sono arrivati dalla panchina, cito i 26 punti in area e comunque un'ottima percentuale al tiro da 3 punti, che abbiamo tirato il 53%. Quindi sicuramente lette nelle statistiche è una partita di spessore, dobbiamo riuscire adesso a recuperare un po' di energie, però credo che il bilancio di questa partita ci permetta di trovare tante cose positive da cui partire. Si gioca Bisceglie, Roseto, qual è l'avversario che ti aspetti di affrontare? Ma io, come ho detto in fase di presentazione, questa è una manifestazione abbastanza particolare, dove le partite seguono una logica, essendo partite secche, una logica un po' diversa rispetto a quelle che si giocano durante il campionato. Credo che il pronostico sia aperto. Ovviamente Roseto ha un roster stellare, è una squadra che non ha bisogno delle mie presentazioni. Credo che però Bisceglie in una partita secca abbia qualità per potersela giocare, quindi non ci aspettiamo nessuno. Adesso riflettiamo su quello che abbiamo fatto noi, guardiamo la partita. Alla fine dei prossimi 40 minuti cominceremo a pensare alla partita di domani sera. Alessandro, eravate davanti di 12 punti, poi siete stati raggiunti e superati da +8. Cosa è successo in questa fase del match e quanto è stato difficile poi riportarla avanti? Io credo che è stata la partita che ci aspettavamo che Rieti facesse. Sono stati molto fisici, ci hanno messo il corpo addosso e secondo me noi abbiamo iniziato con l'idea e consapevoli che avremmo giocato una partita di questo tipo, soprattutto a livello mentale. Nel momento in cui questo viene perpetrato per minuti, secondo me, e mi voglio anche prendere la responsabilità, abbiamo un po' spento e ci siamo fatti un po' sopraffare da questo e io non sono contento sicuramente dell'apporto che ho dato alla squadra, perché mi sono sentito un po' rinunciatario. Non è un fatto di tiri, non è un fatto di canestri, ma ho accusato sicuramente un periodo che non siamo brillanti e so che la squadra ha bisogno di me e quindi faccio un mea culpa, e dall'altra parte devo ringraziare i compagni, perché se non avessero poi loro reagito in certi momenti della gara probabilmente non avrei trovato poi quella forza alla fine per magari fare le ultime 2 o 3 giocate che ci hanno permesso di fare il break finale. Ovviamente mi vengono in mente il canestro di Santiago, ma soprattutto le difese che abbiamo fatto nel momento in cui eravamo in apnea, i rimbalzi che abbiamo controllato, che ha detto Miche. Sapevamo che dovevamo tenerli a basso punteggio, che magari sarebbe stata una partita dura e non bellissima. Secondo me non siamo stati bravi nel permettergli di fare quello che volevano fare, e loro però siamo stati bravi anche nel condizionarci, quindi dobbiamo capire dov'è che abbiamo mollato. Io penso che sia stato più un fattore mentale, fisico, spesso più che tecnico, però per chiudere però penso che se non avessimo qualcosa dentro, se non fossimo un gruppo unito, non l'avremmo vinta questa partita. C'è una partita combattutissima quella tra Fortitudo e Rieti, avete corso tantissimo, erano la Fortitudo avanti di 12, siete riusciti a rimontarli, andare avanti di 8, poi qualcosa è successo. Cosa in particolare, dove Rieti ha ceduto? Rieti non ha ceduto fino all'ultimo, e quindi questo mi rincuora molto. È successo che nel primo e nell'ultimo quarto abbiamo subito 24 punti e in quelli centrali ne abbiamo subiti 24 in 2, quindi la chiave è molto semplice. Noi di solito in difesa concediamo 65, però lo sapevamo che oggi non potevamo tenere una squadra come Agrigento a 65, e sinceramente ci siamo quasi riusciti, perché togliendo i 4 punti finali per i tiri liberi è una bomba da 20 metri di grande che ha questi colpi, siamo stati bravi difensivamente.
Cosa è successo in attacco nel momento clou? Abbiamo sbagliato un paio di cose facili, mi vengono in mente un paio di tiri da vicino, un paio di tiri liberi, però questo tutto sporzionato per diversi giocatori, quindi È ufficiale il calendario degli incontri di play-out salvezza nel campionato di Serie A2 di pallavolo femminile. La SEAP Dallicardillo Aragona giocherà contro le quartultime formazioni del girone B. Si inizia nel fine settimana del 19 e 20 marzo, sabato e domenica, con la prima giornata di andata. Aragona giocherà in trasferta contro il club Italia Crai Milano. Nella seconda giornata di andata, domenica 27 marzo, la SEAP Aragona ospiterà al Palamoncada di Porto Empedocle il Vicenza Volley, poi 2 derby siciliani di fila ed entrambi in trasferta a conclusione del girone d'andata, il 2 aprile contro la Pallavolo Sicilia Catania e il 10 aprile contro il Modica. La partita di ritorno contro il club Crai Milano si gioca domenica 17 aprile al Palamoncada di Porto Empedocle, poi domenica 24 aprile la trasferta a Vicenza, il 1 maggio in casa contro il Catania e il 7 maggio per l'ultima giornata di play-out ancora un match casalingo contro il Modica. È iniziato ieri pomeriggio a Caltanissette il corso per dirigenti sportivi organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti Sicilia e rivolto ai tesserati delle società sportive dilettantistiche. Vediamo. Siamo qui con il presidente onorario del comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti della Regione Sicilia, ingegner Lopresti, che oggi ha inaugurato i lavori per i corsi di formazione per dirigente sportivo. Ci dice qual è il fine di questi corsi? Il fine di questi corsi è aiutare i dirigenti sportivi, perché penso che oggi, noi pensiamo oggi non sia possibile, come dire, improvvisare. Oggi sono tante le questioni in campo che affronta un presidente, perché un presidente deve pensare a gestire le risorse economiche, oggi pochissime se non niente, le risorse umane, e che quindi sono risorse umane che inizialmente, quando in una squadra di calcio inizia all'inizio dell'anno, sono non omogenei e quindi sono disomogenei, per cui la necessità di rendere omogenei e aggregare, diciamo, un gruppo squadra. C'è anche la necessità che poi di diventare una persona credibile e coerente, perché poi si interfaccia con le istituzioni pubbliche, si interfaccia con altri dirigenti, quindi, come dire, fare il presidente oggi è veramente un ruolo estremamente importante. Io però penso che non solo il dirigente, come dire, ha un onore, perché io penso che dirigere la squadra di un paese che porta il proprio nome, quindi veramente è un onore, però è anche un onere. Ecco allora che quando tu diventi il presidente di una società sportiva devi conoscere, hai poi le responsabilità di una serie di temi, oltre che dell'impiantistica sportiva, il tema della giustizia sportiva, il tema delle carte federali, il tema del marketing. Ecco, sono tutti temi importanti che in un corso di questo tipo, così come è stato pensato da Sandro Morgana, il presidente Morgana, era addirittura questo uno dei temi, diciamo, dei temi affrontati, diciamo, nel programma elettorale e coordinati ottimamente dal Dino Corvo, uno dei 2 vicepresidenti. Bene, io penso che fanno bene a fare queste cose, perché veramente oggi servono. È necessario che un dirigente di società abbia queste conoscenze. Sono qui con il vicepresidente Dino Corvo, corso per dirigente sportivo, che oggi è diventato una figura importante soprattutto nel calcio dilettantistico, visto la carenza di risorse economiche. E questo è il fine che vi ha guidato ad organizzare questi corsi? Ma il fine è certamente quello di dare più professionalità, più strumenti di professionalità ai dirigenti delle società dilettantistiche, perché fare parte della Lega Nazionale Dilettanti non vuol dire essere dei dilettanti, significa comunque fare le cose oltre con passione, anche con la giusta professionalità e possedendo tutti gli strumenti necessari per una buona gestione delle società sportive. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend. A presto.